Il luogo di cui ci accingiamo a raccontarvi la storia risale al 1573, quando il barone Giovanni del Campo vi edificò un casale che divenne un piccolo borgo fin quando i lucchesi Palli lo elevarono a principato. Siamo a Campofranco, nel Nisseno, una grande rupe circondata dal verde, dove abbondano sorgive e, come in tutta la zona, i resti delle miniere. Del florido passato si conservano tracce un po' ovunque. I palazzi nobiliari della baronia prima e del principato poi hanno cambiato destinazione d'uso innumerevoli volte, ma grazie al lavoro della Proloco molti spazi sono ancora fruibili e in certi periodi dell'anno vissuti e condivisi. Così, a Natale, si organizza il presepe vivente e si adoperano queste stanze anche per conservare cimeli della cultura contadina, molti dei quali rari pezzi di macchine agricole che servivano per trattare il grano. Sì, perché era proprio il grano ad essere copiosamente coltivato nelle vallate intorno a Campofranco. E ancora oggi, l'ultima domenica di luglio, si festeggia la sagra dei pupi di pane, il cui patrono è San Calogero, il Santo Nero, la cui statua campeggia nella cappella della chiesa di San Francesco. Il pane e la fede, due elementi imprescindibili della storia del paese. Nella chiesa madre, un grande dipinto di fattura cinquecentesca rievoca la decollazione del Battista e non è l'unico capolavoro custodito nel territorio. Nella chiesa della Madonna dell'Itria, oltre allo stemma dei lucchesi Palli riproposto nel pavimento di maioliche, vi è la pregiata opera lignea che raffigura la Madonna Odigitria, sorretta da due santi, di tipica fattura orientale. Più recente, ma non meno pregevole, la fontana in bronzo che la regione siciliana ha dedicato al paese. Raffigura il lavoro in tutte le forme che questo territorio ha conosciuto e, al calar della sera, più di uno scorcio, in controluce, vi farà innamorare di Campofranco. Buon viaggio!